Amici bellini, buonasera. Magari qualcuno si deve guardare la partita del mondiale del club. Può essere, quindi vi vedete questo video in notturna o ve lo vedete in mattinata come sta capitando, ma è uscito un nome nuovo e quindi che io ho mai sentito parlare, perché non lo sono andato a studiare e mi spiego una cosa. Cominciamo. Signori, domani si aprono le paboiase, sì, cominciamo proprio bene, Ciro di Cristo, proprio Ciro Mertens, Marek Hamsik, tra un po' ci sarà anche la partita finalmente. Possiamo salutare Hamsik come si deve e ci sarà anche Ciro. Grazie a tutti i nuovi iscritti, vi amo e vi ringrazio perché mi date quella forza di premere rec e di fare un video al giorno quando posso, sperando di poter aggiungere qualcosa a quello che noi già sappiamo. Sappiamo che il sogno è Nunez, sappiamo, almeno quello che ci dicono, che Lucca è il piano B, che uno ha bloccato solo nel caso in cui Nunez non si riesce a fare perché i costi sono proibitivi. Sappiamo tutta una serie di cose, sappiamo che Noah Lang è molto vicino, sappiamo che il Napoli indoia, ma abbiamo saputo il Liuk, ve lo ricordate? Il Liuk era, se non sbaglio, un gelato, non voglio dire la marca, ma il Liuk, questo invece si chiama, ci spostiamo, Yegor Yarmoliuk, 21 anni, quindi questo non ti occupa posto nella lista, partiamo sempre da qui, non ti occupa posto nella lista, ti potrebbe occupare un posto extracomunitario, ma anche qua a magari che cosa a livello politico che cosa può succedere, ma il ragazzo 1900 1,80 m della nazionale ucraina under 21, 31 partite, ha giocato nel Brentford, quindi Premier League. Mi sono guardato un pochino, questo nome l'ha fatto Matteo Moretto tra una cosa e l'altra, ha detto c'è un nome nuovo che il Napoli, così teniamolo d'occhio, niente di concreto, niente di che, però l'ha buttato lì così. E a me interessa quando esce il nome, più che il nome in se stesso, che magari non si fa perché è uno dei tanti nomi, mi interessano vedere le caratteristiche per capire il Napoli cosa sta cercando, dov'è che stiamo mettendo mano per completare la squadra. Questo qua è un giocatore, e vedete, mediano, centrocampista centrale, lo porta anche eventualmente come centrocampista d'attacco, ma vi assicuro, dalle immagini che ho visto e anche dai numeri, dai dati che adesso vedremo, è un distruttore di gioco, è uno di quelli che va là, si prende il pallone, con uno scatto fa ripartire l'azione, ma il suo punto di forza mi sembra la fase difensiva e quindi l'interdizione, la mezzala distruttiva. Ora, quando noi pensiamo ad Anguissa, spesso pensiamo è quello grosso, è quello che è così, ma in realtà sia per numeri sia per come l'ha utilizzato Conte l'anno scorso, Anguissa ha fatto molto meno fase difensiva di quanto voi possiate immaginare. Andiamo a vedere 15 milioni, la cosa non ci interessano proprio i numeri, non ci interessano questi numeri qua. In generale vedete che il ragazzo deve crescere, deve sicuramente crescere, c'ha i passaggi progressivi ricevuti, ma ricevuti ci interessa fino a un certo punto. Se andiamo a vedere come tiro, niente di che, come passaggi non malissimo, falso, falsissimo. Spicca in queste palle lunghe, perché tu a questi numeri devi sempre aggiungerci un po' di visione degli highlights, non posso avere partito, però gli highlights ti fanno capire delle cose, perché se non ci sono grandi gol, se non ci sono dribbling, vuol dire che non ce l'ha nelle corde, se invece ci sono li può fare, ma dipende dal suo impatto. Questo passaggio lungo sono queste sventagliate, e questo viene anche dal fatto che sta nel calcio inglese, la sventagliata da una parte all'altra del campo si utilizza, è uno di quei gesti tecnici dove lo stadio applaude, e lui la fa spesso, recupera il pallone, pum, sventagliata dall'altra parte. Quindi come passaggi non c'è male, però dove mi sembra eccellere, non in gol e azioni create, tiri così, però guardate la fase difensiva, mica male. Fase difensiva, sempre questo comparati con gli altri centrocampisti, vedete, comparato con i centrocampisti. Ora, a noi non ci basta questa comparazione qua e ci andiamo a vedere Anguissa.
Fase difensiva molto male. Frank, che cos'è questa fase difensiva molto carente? Non ci sono taco, malissimo nei taco Anguissa. Voi lo sapete che Anguissa è un giocatore pazzesco, che però ogni tanto ce ne ha fatte dire, e ci spieghiamo anche il perché. Anguissa fondamentalmente molto meglio nel tiro, nelle occasioni dove è andato verso la porta, perché quest'anno così ha giocato. Scott McTominay molto male in difesa, non era nemmeno il ruolo che doveva fare, però perde pochi duelli e non fa errori, ma per il resto pochi taco, anche lui pochi taco. Lobotka un poco meglio, perché attacca quelli che vanno in dribbling e va in contrasto. È stato lui il centrocampista un pochino più performante a livello di fase difensiva. Ecco perché il signor Stani non va sottovalutato. So che c'è una clausola, se ne parla poco, speriamo che non se ne debba parlare proprio, perché la regia, il metronomo, i tempi dei passaggi semplici, dei passaggi che danno il ritmo alla squadra è una cosa, e lo vedono tutti, ma fa un lavoro sporco Lobotka che non è da sottovalutare, perché con McTominay e Anguissa portava anche la croce Lobotka, e quindi vedete che rispetto ai nostri centrocampisti, questo qua che Luke c'ha molta fase difensiva e potrebbe essere quello che ti va a schermare e ti va a coprire, a dare una mano, specialmente se vuoi utilizzare un De Bruyne a cui non devi dare compiti di fase difensiva. Ci metti Luke vicino, De Bruyne crea, se succede una cosa ci metti Luke vicino e Luke recupera il pallone e poi lo lascia subito a De Bruyne, non deve fare niente, lo lascia lì e De Bruyne poi crea. Sarà interessantissimo, io non vedo l'ora di vedere un pochino, non dico di amiche, già le esercitazioni, lo so, ci vorrà tempo, non ce la faremo mai ad aspettare così tanto tempo per vedere un pochino il pallone rotolare e cercare di capire qual è l'idea di Conte per poter far coesistere i talenti che abbiamo, i giocatori che verranno e quelli che già abbiamo in rosa. Veramente sono tutto eccitato, ma non è nemmeno aperto il mercato, quindi purtroppo dobbiamo ancora dobbiamo portare un po' di pazienza. Ecco perché ogni tanto io mi guardo le partite per il mondiale per club. Lo so, non è un calcio straordinario, anche se adesso le squadre che ci stanno sono squadre che aumenta il livello, sale la serietà, e quindi ce le vediamo, perché il pallone deve ritornare. Intanto numeri importanti per questo ragazzo. Tra l'altro questa è la fase difensiva di Politano, non è che tutti questi taco, sì, un pochino questo dato per essere un attaccante, sì, però e le palle liberate in avanti, sì, però non è che fa il lavoro il quinto, il terzino, così. Secondo me è lì che poi si dovrà capire e intervenire con equilibrio. L'idea mi sembra abbastanza chiara. Se tu fai la coppia Noah-Ndoye da una parte e Politano-Neres dall'altra, Lang con Neres insieme forse un po' troppo squilibrati. Ndoye con Politano me lo posso anche aspettare, perché abbassino il prezzo, perché secondo me ancora non ci siamo però dipenderà dal modulo, perché forse non li vedremo due ali contemporaneamente, perché De Bruyne dove lo metti? Dai, sarà bellissimo, non vedo l'ora. Insomma, andandolo a comparare, visto che il ragazzo è ucraino, ci ho messo anche Sudakov, che insomma 8 di media sofascore, vedete, più mezzala a sinistra Sudakov. Ho comparato la hitmap di Yarmolyuk con quella di Anguissa, più o meno, tutto campista anche lui, che va a coprire un po' tutto. Non ne ha giocate tantissimi di minuti, quasi 1500, sotto i 1500, però è giovanissimo, campionato inglese, insomma, che vuoi di più? Secondo me è un'idea sfiziosa, e se non è lui queste caratteristiche, attenzione, è una di quelle cose che al Napoli manca. E al Napoli è mancato anche l'anno scorso, che abbiamo dovuto mettere ogni tanto Gilmour a tappezzare anche le mezzali, perché lì ci è mancato proprio. Ed ecco che ti spieghi il discorso Musa, che però anche lì se ti chiedono troppo e tirano la corda devi mollare, e fai bene a mollare. Però un giocatore, un centrocampista con quelle caratteristiche, che possa fare la mezzala o che possa giocare anche a due, perché l'ho visto in nazionale Under 21 gioca anche a due, 4-2-3-1 gioca anche in quella situazione là. Quindi mi spiego le caratteristiche
caratteristiche e la ricerca di questo tipo di profilo. Ci spostiamo di nuovo, vi chiedo i like finali, lo lasciamo breve, io faccio un controllino con se ci sono cose nuove. Tanto ragazzi, se ci sono cose nuove nel gruppo Telegram finiscono, se non ci sono non ci sono, cioè se non mi arrivano a me vuol dire che non ci sono novità, credete. Ecco qua, spostandoci vedete cosa ha combinato Grok, l'intelligenza artificiale di X. Gli ho chiesto, visto che stava uscendo la notizia che Messi cercherebbe una squadra per prepararsi meglio ai mondiali, è una notizia abbastanza facile da far venire fuori, perché l'Inter Miami ha dimostrato di essere una squadra non all'altezza, mentre Messi ha dimostrato di essere ancora in grado di fare i suoi scatti, di creare gioco, di mettere i compagni in porta e di segnare. Messi ha ancora dimostrato di esserci, mentre i compagni così e così. E ho detto perché non è uscita ancora, visto che hanno fatto uscire anche Müller da svincolato, non lo so quanti ne ha fatti lui, 36. Io non credo che il Napoli può aggiungere altri vecchiarelli alla cosa. Uno l'hai preso e va bene, e va più che bene che ne ha fatti 34, senza andare a valutare, però noi dobbiamo abbassarla l'età media e non alzarla ulteriormente con ingaggi pazzeschi, non possiamo. Però lui, ho chiesto di mettergli la maglia del Napoli addosso e Grok si è inventato una maglia che non mi dispiacerebbe affatto. È bello questo effetto sfumato, questo tipo il mare, la spuma. Mica male, ma non pensiamo a Messi. Quindi poco altro, credetemi, le solite cose che si rincorrono su Beukema, su Ndoye, su Lang, su Lucca, su Lukman, Lukaku, tutti i soliti. E poco altro, qualche notizia sulle uscite. Si è parlato di Simeone con un interesse del Siviglia, il Siviglia si lega al discorso del terzino Juanlu, oppure qualche interessamento per Raspadori. Abbiamo salutato oggi Billing, Scuffet e Okafor, e domani dobbiamo capire che questi sono i 3 che hanno fatto parte del Napoli da gennaio in poi ci sono quelli in scadenza, per esempio Contini, e vediamo se domani, che scade effettivamente proprio il 1° luglio, che scade tutto, vediamo se ci saranno altri saluti eccellenti o cominceranno delle trattative, perché giocatori che si liberano, e dobbiamo capire, perché Napoli deve comunque fare un po'. Sembra quasi che sai, poco. Allora, un portiere, forse a quel punto ne deve fare 2, e sappiamo tutte le situazioni. Mazzocchi, un interesse mi pare del Sassuolo, e poco altro onestamente. Se ne avete altre me le potete dire voi nei commenti, io vi leggo, e sono tutti spunti che poi raccolgo e sviluppo. Intervista a Mazzarri sempre parlando di Jamsic, le date di Di Maro che bene o male sapete, l'Arezzo, il Catanzaro, le cose così, veramente niente di più. Ve lo scrivo nei commenti io stesso se c'è qualche altra cosa. Da New York, Valerio Fluido, è tutto.